Vogliamo aprire la Bibbia nel Nuovo Testamento, l'Epistola agli Ebrei, leggeremo il capitolo 12. Alleluia. Ebrei, capitolo 12, dal primo verso fino al verso 3. Alleluia. Grazie per esservi alzati in piedi. Gloria al Signore. Onoriamo la parola del Signore. Amen. A Dio la lode. Amen. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, riguardando a Gesù, autore e compitore di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Perciò considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro di sé, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia, Gesù. È un prezioso incoraggiamento. Questa mattina la parola del Signore prima lo è per me. Amen. Alleluia. Spero che ognuno di noi possa essere incoraggiato questa mattina a perseverare, a continuare senza perdersi d'animo, a continuare a servire il Signore. Amen. Amen. Alleluia. Il capitolo 12 inizia con questo anche noi, perché nel capitolo 11 l'argomento è la fede e testimoni che ci hanno preceduto, uomini valorosi, persone come noi che hanno visto cose grandi nella loro vita perché hanno avuto fede nel Signore. Quindi come loro, come coloro che ci hanno preceduto, lo scrittore agli Ebrei dice anche noi, e io voglio aggiungere anche noi nel tempo presente, oggi, Amen. dobbiamo continuare come coloro che ci hanno preceduto a servire il Signore, Amen. sia che splenda il sole, sia che ci sia la tempesta. Amen. Sempre servirò il Signore. Alleluia. È un impegno, un patto che abbiamo fatto con il Signore. Io ti servirò sempre. Amen. Amen. Alleluia. Noi vogliamo servire il Signore sempre, Amen. ogni giorno, avendo fiducia nel Signore. La fiducia è qualcosa di essenziale nel rapporto con Dio. E proprio il capitolo 11 descrive la fede, definisce la fede. Si parla di fede, siamo uomini e donne di fede, viviamo per fede, camminiamo per fede. Ma cos'è la fede? Capitolo 11, versetto 1 dice: ora la fede è certezza. Amen. Amen. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Amen. 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 Se preghi per la guarigione, anche se non vedi la guarigione, devi credere. Amen. 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 Che il Signore è nella possibilità, ha le capacità, se è nella sua volontà. Amen. Di poter guarire ogni tipo di malattia. Gloria al Signore. Per fede si sono mossi uomini di Dio, donne di Dio. E nel capitolo 11 c'è tutto un elenco di uomini che per fede hanno ottenuto vittoria. Alleluia, per fede. Ancora oggi sono testimoni
validi per la Chiesa. Amen. Amen. Alleluia. Da Abele, che offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Si inizia già dalle origini, da Abele, Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe e così via. No, devi stare zitto. Fa parlare me adesso, poi dopo parliamo. Va bene? Alleluia. Uomini che hanno visto la gloria del Signore. E anche oggi noi vogliamo vedere la gloria del Signore. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deposto ogni peso. Hai dei pesi? Lasciali a Gesù. Cosa vuol dire lasciare il peso a Gesù? Vuol dire pregare, chiedendo al Signore di prendere Lui questo peso che ti assilla. E con fiducia prosegui il tuo cammino, vai avanti. Amen. Amen. Non possiamo tenere i pesi. Noi non ce la facciamo i pesi della vita, i pesi che abbiamo. Tante cose ci affliggono, ci appesantiscono. Vogliamo darli a Gesù. Dice un cantico, lui da solo portò su di sé tutti i pesi del mondo. Quella croce che lo hanno costretto a portare rappresentava tutti i pesi dell'umanità, tutto il peccato dell'umanità. Amen. Tutte le malattie dell'umanità, di tutta l'umanità, dalle origini fino a oggi, affinché il Signore non ritornerà, tutti quelli che ci saranno. Alleluia. Siamo chiamati ad avere fiducia nel Signore. Amen. Amen. In Gesù. Deposto ogni peso e deposto anche il peccato, che così facilmente ci avvolge. Diamo a Lui anche i nostri fallimenti. Amen. Sicuramente nessuno vuole peccare volontariamente, altrimenti saremmo non da Dio. Ma sicuramente tutti sbagliamo pur non volendo. E allora deponiamo ogni peso e ogni peccato che così facilmente ci avvolge. Andiamo avanti, affidiamoci al Signore. Amen. Amen. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. È una gara, perché non tutti vincono, non tutti arrivano al traguardo, ma noi vogliamo arrivare al traguardo. Amen. Amen. Alleluia. Molti si fermano per strada. Alleluia. Non ottengono il premio. Hanno corso invano. Alleluia. Ne vediamo di tanti, ne conosciamo tanti, ma non vogliamo guardare a questi esempi. L'esempio a cui voglio guardare io è Enoch, Abele, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe. Gloria al Signore. E sopra tutti questi ha il migliore esempio per eccellenza, che si chiama Gesù Cristo, il Signore. Amen. Io voglio riporre il mio sguardo principalmente su di Lui e voglio ringraziare il Signore per degli esempi che ci ha dato, che mi ha dato, no? Che sono nella parola di Dio, ma grazie a Dio anche nella Chiesa ci sono degli esempi, buoni e meno buoni. Noi vogliamo guardare gli esempi buoni. Amen? Amen. Dico sempre ai miei figli, che alla mia famiglia, quando ne parliamo, che non tutti quelli che entrano in chiesa si siedono, vuol dire che sono figli di Dio. Perché a volte mi dicono, ma come fa a comportarsi così, come vai in chiesa? Non vuol dire niente. Dio sa ogni cosa, Dio ci conosce. Noi vogliamo correre questa gara che ci è proposta. Non vogliamo guardare a nessuno, ma vogliamo guardare solo a Gesù. Amen. Amen. Siamo in tempi difficili e la fede nei più verrà sicuramente meno. Dobbiamo combattere. Difendi la tua fede. Amen. Amen. Amen.
E io voglio difendere la mia fede, perché io so che questa fede mi porta ai piedi del Signore. Io so che questa fede fa in modo che il mio Signore possa continuare a dimorare nella mia vita, nonostante le mie imperfezioni. Amen, gloria al Signore. Si è salvati per mezzo di Gesù. Alleluia. Ancora la scrittura, i versi che abbiamo letto, ci dice che Gesù è l'autore. Un'altra traduzione dice colui che crea la fede e la rende perfetta. Qua troviamo scritto è autore e compitore di fede. Ora, il Signore, quando l'abbiamo accettato nella nostra vita, ha messo in noi la fede. Quella fede che noi non avevamo. Amen? Ma quando abbiamo detto a Gesù, quando ha picchiato nel nostro cuore e ci ha chiesto il permesso, posso entrare nel tuo cuore? Ci ricordiamo di quel momento? Che gioia nel mio cuore. E credo anche nel tuo, vero? Alleluia. C'è gioia in chiunque accetta Gesù e gli dice vieni Gesù, entra nel mio cuore. Alleluia. C'è una gioia meravigliosa, indescrivibile, alleluia, che non deve rimanere un ricordo lontano, sbiadito, ma deve essere sempre qualcosa di vivente, di vivo e di presente, in modo costante. Amen. Amen. Gloria al Signore. Quindi Cristo è l'autore, il creatore della nostra fede. Ha messo Lui la fede che noi abbiamo. E la scrittura ci dice, Lui la renderà perfetta. Perché? Perché ci lavora giorno dopo giorno. Amen? Agisce nella nostra vita. Come quando? Quando tu lo chiami, Lui c'è. Quando lo invochi, Lui si fa sentire. Amen? Amen. Quando hai un bisogno e ti rivolgi a Lui, alleluia, Lui utilizza quel bisogno per manifestare ancora la sua gloria nella tua vita. Amen. Quando parliamo di prove, non è che sono prove per dimostrare al Signore quanto valiamo noi per Lui, la misura della nostra fede, no. Il Signore ci conosce, non ha bisogno di queste prove. Delle prove ne abbiamo bisogno noi. Amen. Io ho bisogno delle prove. Perché così mi rendo conto se sono vicino o lontano dalla grazia del Signore. E quando di fronte alle difficoltà mi dispero, sono, come dire, confuso e smarrito, e allora vuol dire che sono lontano dalla presenza del Signore. Perché la presenza del Signore ci dà sicurezza. La fede è certezza. Amen. Sicurezza. Come dire, non sono solo. Anche se tutto intorno a me non va, io non sono solo. Io so in chi ho creduto. Amen. Io so che il mio Redentore vive. Amen. Io credo in Gesù. E in Lui ripongo tutta la mia fede. Alleluia. Gloria al Signore. L'esempio di Gesù è l'esempio perfetto. Lo scrittore ci dice in questi pochi versi che per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce disprezzando l'infamia. Infamia nei suoi confronti perché veniva denigrato. Fu arrestato in un arresto farsa. Sappiamo come sono andate le cose. Comparì in un tribunale, ma è stata una farsa perché già avevano deciso quello che dovevano fare di lui. Gesù ha sopportato ogni cosa per la gioia che gli era davanti. Ma qual era questa gioia che era davanti a Gesù? Anche noi questa mattina che siamo qui. Amen. Lui vedeva anche me e te. Amen. Oggi che siamo nella sua casa e lo stiamo servendo e adorando e stiamo offrendo questo culto per la sua gloria. Amen.
per la gioia che gli era posta davanti. Questa gioia, cos'era? Era anche la Chiesa che da lì a poco sarebbe nata, per continuare quello che lui ha iniziato. Amen? Per la gioia che gli era posta davanti? Sì, per la gioia di vedere anime strappate all'inferno. Amen? E anime che lui può salvare, e che ha salvato e che può ancora salvare. Amen? Amen. Per questa gioia lui sapeva quello che doveva fare, era necessario, e allora lo ha fatto con gioia. Gloria al Signore, per la gioia che gli era posta davanti. E io ti dico, per la gioia che ci è posta davanti anche nella tua vita, che ci è posta davanti, continuiamo a servire il Signore, a sopportare le prove e a combattere il buon combattimento della fede. Ma qual è questa gioia per noi? Vedere Gesù arrivare dal cielo, no? Che gioia! Sì, dopo la facciamo, tranquillo, sta per farmi predicare adesso. Amen. Ti voglio bene. Alleluia. Qual è la nostra gioia? Quella che se non arriviamo a vedere Gesù, saremo comunque un giorno alla sua presenza. Insieme agli angeli, alleluia, insieme a tutti quei fratelli nella fede che ci hanno preceduto. Saremo insieme. Quanti saremo? Boh, non lo so. Qualcuno ha fatto dei numeri, a me non interessa, questa è un'altra cosa. Dio sa quanti saremo. Ma io voglio esserci, gloria a Dio. E questo devi dirlo anche tu, dentro di te. Io voglio esserci. Io voglio essere un giorno nel cielo con Gesù. Amen. Amen. Non guardare all'apparenza delle cose o al combattimento che ti trovi o alla prova che hai davanti. C'è qualcosa di molto più bello, ancora più avanti, se continui in questo cammino glorioso di fede. Alleluia. Quindi Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Amen? Amen. Lo sai che Gesù è alla destra del Padre? Alleluia, Gesù. Sai cos'è la destra? E c'è un lato? No. Vuol dire qualcosa. Non si dice il mio braccio destro, no? Anche se non sono io, ma è il mio braccio destro e lui mi rappresenta. È come se fossi io. A me? Amen. È un'altra cosa che voglio rivelarvi perché l'ho scoperta. Nei tribunali l'avvocato siede a destra dell'imputato. È vero? Perché l'imputato è imputato, non gli dà la legge di parlare in quel momento, no? Ma c'è chi lo rappresenta, chi lo difende. Gesù è alla destra del Padre. Alleluia. Amen. Gesù è Dio. Amen. Amen. Gesù ci rappresenta. Alleluia. Quando siamo accusati, lui è l'avvocato che prende le nostre difese. Amen. E come le prende le nostre difese? Ho pagato io per lui. Lui è colpevole, ma ho pagato io per lui. Amen. Amen. Ho versato il mio sangue. Risultato? Graziato. La grazia. Amen. Amen. Ecco perché siamo nella grazia. E il tempo è quello della grazia di Dio. Alleluia. Perciò lo scrittore agli Ebrei, per incoraggiare i credenti, dice: considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro di sé, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. E io ti dico questa mattina, non ti perdere d'animo, sii forte, sii coraggioso, coraggiosa. Amen? Fidati del Signore, vai avanti. Amen. Non gettare la spugna. Sapete, nel ring, no? Nel pugilato, quando c'è quello che prende, il pugile che prende troppi pugni, c'è l'allenatore che se getta la spugna vuol dire che si arrende, non si combatte più. Quando vede la cosa che è presa male, getta la spugna. Il significato qual è? Che non ce la fa più a combattere. Io ti dico no, noi dobbiamo combattere. Amen.
Sì, riceviamo colpi, ma ci sarà un momento nel quale noi daremo un colpo, che non è il nostro colpo, che è quel colpo che Dio ci fa dare perché ci riempirà della sua forza, amen, alleluia, della sua saggezza, della sua onnipotenza, ci riempirà di quello che Egli è, amen. E allora il risultato, nonostante aver incassato tanti colpi, riusciremo a dare quel colpo che ci darà la vittoria. Amen. In Cristo Gesù, come abbiamo cantato, la vittoria è nostra. Amen. Nel nome di Gesù. Ma sto incassando tanti colpi, tanti pugni. Sì, ma Dio ti darà quel colpo, quella forza, e darai quel pugno, ti darà la vittoria. Tu continua a fidarti del Signore. Amen. Se ha sopportato Gesù, dice lo scrittore agli Ebrei, tanta ostilità nei suoi confronti, senza che lo meritava, è vero? Così devi fare anche tu, caro credente nel Signore. Abbi fiducia nel Signore. Amen. Amen. Continua a servirlo, cammina per fede nelle sue vie, non ti stancare. E se ti stanchi, vai a Gesù, chiedendogli: Signore, io sono stanco, dammi nuove forze. Amen. 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 Alleluia. E allora riusciremo ad andare avanti fino a tagliare il traguardo. Alleluia. Vogliamo riuscire a tagliare il traguardo. Bello è il principio. Sapete, il principio è bello. Ma ne ho visti tanti che hanno iniziato e hanno smesso di camminare e di correre nelle vie del Signore. Alleluia. Si sono fermati, si sono persi. Alleluia. Io ho iniziato tempo fa e voglio continuare a camminare, a correre. A volte non riusciamo a correre come dovremmo, ci stanchiamo. Camminiamo. Ma vogliamo comunque andare avanti. Poi ci sono nuove forze e allora ricominci a correre. Sembra più agevole. Corri, poi di nuovo ti stanchi. Ma non importa, non bisogna fermarsi. Amen. Bisogna riuscire a tagliare il traguardo. Se è bello il principio, più bello sarà ancora la fine. Amen? Alleluia. Io voglio arrivare fino alla fine. Noi vogliamo arrivare fino alla fine. Amen? Gloria al Signore. Alleluia. Che Dio possa benedirci. Amen? E se hai un bisogno, un problema, una difficoltà, questa mattina rivolgiti al Signore. Amen. Abbi fede nel Signore. Continua a servire il Signore per come Egli ti ha chiamato. Amen? E vedrai che intorno a te ci saranno cose meravigliose, non solo cose brutte, negative, che non vorremmo mai vivere e attraversare, ma insieme a queste cose brutte ci saranno tante cose belle. E se vogliamo mettere nella bilancia le cose positive e le cose negative, nel Signore le cose positive sono molto di più che le difficoltà che ci troviamo ad attraversare e a vivere momentaneamente. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria al Signore. Alleluia.